l'idea era di venire a vedere Venezia, no? E quando l'ho visto, ho visto il vetro. Un maestro Costantini, l'ho visto lavorare il vetro e ho detto wow, questa roba è fantastica, devo tornare per impararlo. Il vetro prima di tutto è un elemento, diciamo, che mi completa, perché avevo bisogno di un ritmo più lento, un ritmo meno frenetico, no? E tra l'isola e il vetro ho trovato, diciamo, il mio mondo. È un mondo rallentato, perché il vetro ha il suo ritmo. Quando lavori il vetro non è che puoi accelerare il tempo di fusione, devi adeguarti. E così è come se questi elementi naturali ti insegnano a rivedere la vita su un altro punto di vista, no? Se non mi sentivo bene né a Parigi né a Dakar, ma la mia dimensione l'ho ritrovato qui, con l'acqua, con i vaporetti lenti, con i ponti che devi camminare, non ci sono le macchine. Sono perle che servono per le decorazioni, no? Decorare le piante, i fiori, così. Mi sono formato a Murano e gli amici mi prendevano in giro quando facevo la scuola, il nero di Murano. Sono anche il primo a aver studiato là. Ho preparato una centinaia di persone, tra questi i 20 veneziani hanno imparato da me. Per me è come salvaguardare. Murano tengono i segreti in famiglia per conservarlo. Io preferisco conservarlo con centinaia di persone in giro per il mondo. Li insegno e continuano a farlo. Mi piace particolarmente condividere quello che mi è stato dato. Sì. Mio padre faceva i gioielli, mia madre faceva i tessuti, lavorava le bambole africane. Siamo una famiglia così. I miei fratelli sono musicisti, per esempio, ho 4 fratelli musicisti. A casa mia si respirava l'arte. Questo è da cucire, no? Come una ferita che bisogna ricucire, oppure una cultura, come il mondo è malato, no? Il mondo attualmente è ferito, adesso bisogna cucirlo come così. Ci sono cose che ricordano un po' mio vissuto, no? Tra la foresta dell'Africa e la giungla dell'Europa, tutta la bellezza e la violenza che ballano insieme. Le mie perle dicono questo.